lavoro si è svolto oggi il tavolo in prefettura con i sindacati, intanto la CGIL segnala il cantiere del Bosco dello Sport stavano lavorando dopo le 14. I carabinieri di San Donano hanno denunciato un 18enne per l'incendio avvenuto lo scorso 21 giugno quando lui era ancora minorenne, fondamentali le immagini delle telecamere. Situazione nelle carceri veneziane, il patriarca Monsignor Francesco Moraglia ha avuto un confronto col ministro per la giustizia Carlo Nordio. Contratti pirata, sfruttamento dei lavoratori e il dumping contrattuale, fenomeno contro il quale continua la mobilitazione della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. Anche l'outlet di Noventa è pronto per l'avvio dei saldi, previste diverse soluzioni di trasporto, tra cui il bus navetta da Venezia con partenze da Piazzale Roma. Il compositore e artista francese Jean-Michel Jarre ieri sera ha infiammato Venezia in una piazza San Marco da tutto esaurito. Sarà Paolo Sorrentino con il suo ultimo film La Grazia ad aprire l'82esima Mostra del Cinema il 27 agosto al Lido. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque l'avete sentito in apertura il caldo nei luoghi di lavoro. Si è svolto oggi il tavolo in prefettura con i sindacati. Intanto la CGIL segnala il cantiere del Bosco dello Sport stavano lavorando dopo le 14. Alle 14:20 eravamo davanti al Bosco dello Sport e abbiamo visto che l'attività procedeva come nulla fosse. Lavoratori che stavano prestando l'attività. Quando l'ordinanza dice in modo chiaro che in queste condizioni climatiche pericolose per la salute non si deve lavorare esposti al sole, si devono sospendere le attività. E parliamo di un appalto pubblico, un appalto del Comune di Venezia, dove la salute non viene adeguatamente tutelata. E allora noi chiamiamo in causa le responsabilità di questa amministrazione che deve dare un indirizzo chiaro in questo momento. Va salvaguardata la vita dei lavoratori. Negli orari a rischio non si lavora, si sospendono le attività e i lavoratori possono beneficiare degli ammortizzatori sociali. Non si mette in discussione la vita delle persone per finire uno stadio. La denuncia di Giordano arriva al termine del tavolo svoltosi a Cacorner tra sindacati, forze dell'ordine, Spisal e il prefetto di Venezia Darcopellus per fronteggiare l'emergenza caldo anche alla luce delle recenti disposizioni emanate dalla regione. Un incontro, dicono, che si è rivelato proficuo, in cui sono state presentate alcune importanti richieste. Abbiamo richiesto l'estensione a quei settori che non vengono citati, quali la logistica, pensiamo al porto e all'aeroporto e ai rider, e le lavorazioni meccaniche. Ovviamente le nostre richieste sono state respinte purtroppo, di conseguenza però noi non smetteremo di chiedere l'estensione di queste misure a tutti quei lavoratori che appartengono anche ad altri settori produttivi, però insomma necessari ed importanti per il nostro territorio. Ovviamente chiederemo anche ai lavoratori coinvolti di segnalarci qualora all'interno del proprio posto di lavoro e della propria impresa non vengano applicate le misure. Abbiamo portato la proposta di fare in modo che le buone pratiche, quello che viene scritto nell'ordinanza, ovvero la sospensione delle attività lavorative, congiuntamente anche alla possibilità di aprire gli ammortizzatori sociali quali cassa integrazione piuttosto che la FIS, nelle aziende ovviamente dove non è possibile andare a ridistribuire il lavoro in altri orari della giornata. La tutela della salute è importante, l'incontro comunque è stato proficuo. Continuiamo con la cronaca. I carabinieri di San Donano hanno denunciato un 18enne per l'incendio avvenuto lo scorso 21 giugno quando lui era ancora minorenne, fondamentali le immagini delle telecamere. Dalle immagini si vede proprio che il ragazzo entra e tocca una macchinetta, non so, probabilmente per prendere qualcosa, poi versa questo liquido e dopo qualche attimo si vede l'esplosione con lui dentro, quindi il ragazzo poi viene catapultato fuori da questa esplosione e chiaramente con un rischio molto grave anche per la sua salute. Per fortuna non è avvenuto questo, perché sarebbe stato molto più grave la cosa avere un ragazzo insomma in situazioni più gravi. Grazie al minuzioso lavoro di indagine e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, i carabinieri di San Donano hanno denunciato per porto di esplosivi e incendio doloso il responsabile dell'esplosione avvenuta lo scorso 21 giugno nel negozio di distributori gestito da un titolare di nazionalità cinese. Quando è avvenuto il fatto il ragazzo era ancora minorenne, solo da poco ha compiuto i 18 anni.
Dopo averlo identificato, i militari dell'Arma hanno perquisito la sua abitazione, dove sono stati trovati e sequestrati ulteriori elementi utili a sostegno dell'ipotesi investigativa, tra i quali una tanica contenente liquido infiammabile e gli indumenti indossati il giorno dell'incendio. Sulla vicenda il sindaco evidenzia come l'amministrazione lavori per garantire la sicurezza in città. L'impegno è massimo, ricordo che abbiamo assunto 4 nuovi agenti di polizia, portando l'organico da 24 a 29. Abbiamo fatto importanti investimenti per quanto riguarda i mezzi, le armi, abbiamo dotato gli agenti di taser proprio la scorsa settimana, dopo un lungo periodo di formazione e addestramento. A breve entrerà in funzione anche l'unità cinofila con il cane antidroga e ricordo che stiamo lavorando per allestire a Porta Nord il nuovo comando della polizia locale per poter accentrare in una zona che sarà sicuramente delicata con l'attivazione di entrambe le stazioni, autobus e treno, un presidio di polizia costante e garantire quindi il controllo di un'area che sarà molto importante per la nostra città e che merita quindi un'attenzione continua. Poi però c'è un altro fronte su cui agire. Questi ragazzi oggi hanno bisogno veramente di essere controllati e di dargli anche delle attività da fare. Per questo l'assessorato allo sport, l'assessorato alla cultura e anche l'assessorato ai servizi sociali stanno lavorando molto con le associazioni, con le parrocchie, con le associazioni sportive, proprio per cercare di coinvolgere questi ragazzi per dargli qualcosa da fare durante la giornata o per renderli operativi a fare qualcos'altro. A Jesolo emessi 5 DASPO urbani nei confronti di 3 uomini e 2 donne, tutti di origine straniera, sorpresi a mettere in atto la nota truffa del gioco delle 3 scatolette lungo la via Bafile in area ad alta affluenza turistica. Prosegue l'attività di controllo e presidio del territorio da parte della Polizia Locale di Jesolo, impegnata nel contrasto ai fenomeni di illegalità che minacciano la sicurezza e la serenità di cittadini e turisti. I 5 soggetti fermati e identificati ieri sera verso le 21 nel corso di un intervento dagli agenti della polizia locale. Situazione nelle carceri veneziane. Il patriarca Monsignor Francesco Moraglia ha avuto un confronto con il ministro per la giustizia Carlo Nordio. Il patriarca di Venezia Francesco Moraglia e il ministro della giustizia Carlo Nordio hanno avuto un lungo colloquio sullo stato delle carceri veneziane, con particolare riferimento agli elementi strutturali di criticità, alle carenze di organico, ma anche alle prospettive concrete che possono favorire soluzioni adeguate e sostenibili di detenzione alternativa. Il patriarca ha confermato l'impegno che da tempo contraddistingue la Chiesa veneziana di accompagnare quotidianamente detenute e detenuti nel loro percorso carcerario attraverso una serie di progetti di educazione e reintegrazione sociale. Nel colloquio è stata affrontata la carenza di personale nelle istituzioni penitenziarie veneziane, rilevando come il problema incida sulla gestione quotidiana, e si è concordato sull'urgenza di potenziare le risorse umane e migliorare le condizioni operative con l'obiettivo di garantire sicurezza, dignità e percorsi di reinserimento adeguati. Il ministro ha garantito al patriarca che ad ottobre saranno inviati 10 agenti e arriverà anche il nuovo direttore del carcere femminile. La Polizia Locale di Venezia ha effettuato 2 interventi di sgombero negli edifici ai civici 5 e 23 di via Trieste a Marghera. Nel corso dell'ispezione gli agenti hanno accertato la presenza di un uomo di nazionalità tunisina, poi denunciato all'autorità giudiziaria. Contestualmente il personale di Veritas ha avviato i lavori di messa in sicurezza degli immobili. Dumping contrattuale, basta alla pirateria sui contratti di lavoro, pronto il manuale, così il presidente di FIPE Confcommercio Venezia Massimo Zanon. Basta contratti pirata, stop allo sfruttamento dei lavoratori pagati con salari bassi, bassissimi, generando profitto come contraltare. Tutto questo ha un nome, si chiama dumping contrattuale, fenomeno avverso il quale continua la mobilitazione della FIPE, cioè la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, con le imprese della Confcommercio dell'Unione Metropolitana di Venezia. Le parole del presidente Massimo Zanon, che si schiera a difesa del lavoro di qualità e di un'equa retribuzione. E poi c'è dall'altra parte
da dover difendere quella che è una nobiltà che ci siamo conquistati negli anni. A noi piace lavorare perché senza impresa non ci sono lavoratori, senza lavoratori non c'è impresa, e se qualcuno pensa che tutto il mondo sia uguale e che siamo abituati a lavorare in maniera fasulla, evidentemente questo non lo possiamo accettare. Ad esempio, con un contratto non FIPE un cameriere di sala può guadagnare di più o di meno in base al contratto collettivo nazionale con cui viene assunto, con salari che oscillano fino a 300 euro in più o in meno in busta paga al mese per le stesse 8 ore di lavoro, con stipendi che variano dai 1.500 ai 1.200 euro circa. Pronta la seconda edizione del manuale del dumping contrattuale. Portare a conoscenza quelle che sono i diritti e nello stesso tempo anche le strade per tutelarsi, perché non c'è dubbio che chi ha diritti non lo fa subito ma andrebbe a tutelarsi dopo. Quindi dal mondo di Confcommercio una cosa è certa: noi facciamo parte di chi i contratti li va a trattare con i maggiori sindacati italiani. Se qualcun altro approfitta di altre strade non lo possiamo accettare. È conto alla rovescia per i saldi estivi al via da domani. Ecco come si è preparato il 90 Outlet. Per i saldi questa sneakers, proponiamo questa sneakers da uomo, super leggera e confortevole, traspirante chiaramente. La proponiamo in diverse colorazioni. Prima proposta abbiamo un pantalone in fantasia, tutto in seta, e abbiniamo la camicia in seta color limone. Noi abbiamo deciso di mettere il costume da uomo ultraleggero in abbinata con il costume da bimbo. Questi sono gli ultraleggeri, quindi ad asciugatura rapida, e noi siamo anche iconici proprio per l'abbinata papà e bimbo. Il 90 Outlet pronto per i saldi, previste anche diverse soluzioni di trasporto, tra cui il bus navetta da Venezia con partenze da Piazzale Roma. Per i più piccoli a disposizione l'area gioco al chiuso e al fresco, sorvegliata e gestita da personale specializzato. L'obiettivo? Migliorare l'esperienza di shopping con orario prolungato e parcheggi extra. Ci aspettiamo buoni flussi, è arrivato il grande caldo, c'è bisogno di rifarsi il guardaroba, il centro si è organizzato per ospitare una grandissima quantità di persone. Osserveremo orari esteso nei primi 2 giorni dei saldi, quindi sia sabato che domenica aperti dalle 10 alle 21. Abbiamo messo in campo misure per risolvere, e sta funzionando molto bene, gli storici problemi di traffico. Jesolo regina delle località balneari italiane dell'estate 2025. Jesolo incoronata regina dell'estate 2025, a dirlo l'indagine di Panorama Turismo Mare Italia dell'Osservatorio Italiano di GFC. La perla del Veneto, con un punteggio complessivo di 3.421 voti, prende il posto di Rimini, che si colloca a un soffio in seconda posizione con 3.347 punti. Grande soddisfazione da parte del presidente degli albergatori jesolani. Tutto il lavoro svolto in questi mesi ha dato i suoi frutti, questo ci rende particolarmente orgogliosi. Sicuramente l'insieme di eventi, di brand della località, di capacità professionale dei nostri albergatori, nonché dei nostri dipendenti, fa sì che si sia la prima realtà italiana, la prima spiaggia italiana, il che fa sicuramente grande piacere. L'analisi dell'osservatorio GFC va oltre le semplici presenze turistiche, valuta anche l'indotto generato da eventi di richiamo come il Festival degli Aquiloni, l'Air Show, l'Acqua Festival e i concerti, solo per citarne alcuni, che portano in città migliaia di visitatori fondamentali per l'economia locale. Jesolo dunque è al primo posto anche per il rapporto qualità-prezzo, per essere una località trendy e alla moda, a cui si aggiunge un terzo posto conquistato per il suo essere spiaggia per famiglie. Negli ultimi anni abbiamo creato tutto quell'insieme di situazioni per diventare trendy, per diventare un brand internazionale, le nuove costruzioni, i nuovi servizi, le nuove realtà che sono nate danno sicuramente questo nuovo aspetto della località. L'insieme di eventi che siamo andati a costituire insieme all'amministrazione comunale, insieme al pubblico e al privato, ha fatto sì che ci venga riconosciuto questo. Il compositore e artista francese Jean-Michel Jarre ieri sera a Venezia in piazza San Marco dà tutto esaurito. Piazza San Marco dà tutto esaurito.
Il salotto più bello della città e del mondo, scelto per il concerto dal vivo di Jean-Michel Jarre e trasformato in un ambiente sonoro tridimensionale. Uno spettacolo di luci e suoni nello scenario patrimonio UNESCO tra i più iconici del mondo, in collaborazione con il Comune di Venezia e Vela SpA e nell'ambito della 17ª edizione di Venezia Jazz Festival. Pioniere della musica elettronica e artista multimediale, Jean-Michel Jarre, tra i più influenti a livello internazionale, ha proposto alcuni tra i suoi brani più celebri, accompagnando il pubblico in un viaggio tra presente, passato e futuro, in un tripudio artistico immersivo e all'avanguardia, da togliere il fiato. Uno show live epico che ha abissato quello di Mosca e di Place de la Concorde a Parigi. L'estate in musica a Venezia proseguirà con un altro grande appuntamento, quello di sabato 5 luglio, quando Piazza San Marco accoglierà Casanova Opera Pop, colossal di teatro musicale, ideato, composto e prodotto da Red Canzian. Sarà il grande regista napoletano premio Oscar ad inaugurare in concorso mercoledì 27 agosto la grande kermesse cinematografica, un ritorno atteso in Laguna dal popolo della mostra da 4 anni. Sarà il film Ragazzi, scritto e diretto dal grande premio Oscar Paolo Sorrentino, ad inaugurare mercoledì 27 agosto l'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, l'annuncio del direttore della Biennale Cinema Alberto Barbera, che a Venezia portò per la prima volta Sorrentino come regista del suo primo lungometraggio Uomo in più. Sarà dunque un film italiano ad aprire la mostra di Venezia. Ragazzi racconta una storia d'amore, ancora avvolta da spettri serbo la trama, si sa però che è stato girato in Italia, forse a Napoli ci si chiede, e che il set ha fatto però tappa lo scorso aprile anche a Torino. Il film d'apertura è interpretato dal grande Tony Servillo e Anna Felzetti e sarà nel concorso principale di Venezia 82. Dunque non una partecipazione senza ansie, ma in corsa per la vittoria finale del Leone d'Oro. Paolo Sorrentino, che lo scorso anno scelse la Cosette di Cannes per il suo Partenope, torna a Venezia a 4 anni dal film È stata la mano di Dio, che vinse il Leone d'Argento, Gran Premio della Giuria, e il premio Marcello Mastroianni per il giovane attore Filippo Scotti. Così in quell'occasione ci rispose il regista. Da bambino avrebbe mai immaginato di fare questo mestiere? No, francamente non pensavo che nessuno mi avrebbe mai affidato più di 50.000 lire per fare qualche cosa. Come è nata questa sua passione? La mia passione per il cinema è nata guardando film a casa annoiato e a un certo punto mi sono reso conto che i film erano una meravigliosa occasione di fuggire la propria malinconia, la propria sofferenza. Continua il grande binomio artistico con Tony Servillo, che alla mostra dello scorso anno disse: un rapporto con Venezia è un rapporto magnifico, ho fatto qui tante regie liriche alla Fenice e poi è arrivato anche il cinema, è un rapporto molto molto forte. Ed è davvero tutto da Venezia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.